L'addio di Borrelli ai 5 Stelle per ragioni ancora non chiare. Alessandro Gnocchi, candidato sindaco grillino espulso con clamore dal movimento, gli sta succedendo quello che accadde a me 5 anni fa, dice. Lavoro e sport, allarme della CGIL, esiste una giungla di precari e di sfruttati con contratti irregolari o addirittura inesistenti, già 200 richieste di aiuto al sindacato e 15 vertenze in atto. Verranno celebrati venerdì alle 15 i funerali di Eleonora Gava, la 19enne morta in un incidente mentre andava all'università, il gonfalone del comune di Sarmede alle esequie. Si spogliava davanti alle bambine confondendosi tra la folla alla sfilata dei carri a Conegliano, maniaco denunciato dalla polizia locale che l'ha sottratto al linciaggio. Blitz dei carabinieri al centro d'accoglienza di Bonisiolo di Mogliano, arrestato un richiedente asilo che nascondeva 3 etti di marijuana, denunciato anche un senegalese. Arrivate a Treviso metà delle 75 statue di Rodin per la mostra che aprirà i battenti il 23 febbraio, l'atteso allestimento prende vita. Sposati da 51 anni, insieme da quasi 60 nel giorno di San Valentino, Vincenzo e Carla, coppia trevigiana, ci racconta i segreti di un amore così solido. Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, questo è il telegiornale di Treviso. Cominciamo dunque anche questa sera dal caso che lega il futuro del Movimento 5 Stelle a quanto deciso da David Borrelli. Dopo l'addio al movimento rompe brevemente il silenzio con un semplice post su Facebook, una dichiarazione sui social network. Leggo nella rassegna stampa odierna che in alcuni giornali sono riportate invenzioni fantasiose, pure illazioni pesantemente diffamatorie che citano circostanze mai avvenute e che mi indicano come autore di condotte che non ho mai tenuto. Ovviamente gli autori saranno chiamati a risponderne. Poche righe sul suo profilo Facebook, così Davide Borrelli, 24 ore dopo l'annuncio dell'uscita dal Movimento 5 Stelle per confluire nel gruppo misto all'Europarlamento, torna a parlare seppur attraverso i social. Al momento il cellulare dell'eurodeputato rimane rigorosamente spento. Una sua assistente a Bruxelles fa sapere che l'europarlamentare è rientrato in Italia. A casa chi risponde al citofono ci informa che David in questi giorni non è a Treviso. Un silenzio pesante intorno al quale crescono ipotesi e teorie. Al momento Borrelli sembra essere l'esponente politico più cercato dalla stampa italiana. Lui, primo consigliere comunale pentastellato, eletto nel 2008 a Treviso. Lui, braccio destro di Gianroberto Casaleggio. Lui, uno degli artefici della piattaforma Rousseau, volto e simbolo insomma del movimento di Grillo. Tasselli questi che rendono il suo addio ai 5 Stelle ancora più inaspettato. Un divorzio improvviso, giustificato da ragioni di salute, arrivato in un momento difficile per i 5 Stelle travolti dallo scandalo dei rimborsi. È stata una decisione personale, aggiunge la collaboratrice di Bruxelles. Per il momento l'eurodeputato ha preferito non dire i motivi della decisione, ma penso lo farà, meglio aspettare di saperli da lui. Alessandro Gnocchi, ex esponente dei Pentastellati, candidato sindaco a Treviso per i 5 Stelle nel 2013, conosce bene Davide Borrelli e oggi definisce la vicenda sconvolgente. Quando ho letto che passava al gruppo misto, al di là delle ragioni, mi ha sicuramente colpito questa novità, nel senso che inaspettata. Diciamo che mi è venuto in mente l'antico detto di aspettare sulla riva del fiume, ma non credevo che succedesse così presto perché non ho ancora concluso il mio mandato di consigliere comunale, quindi ancora prima dei 5 anni il destino che mi ha visto protagonista pare che ci accomuni in questo momento. Anche le motivazioni, ragioni di salute che hanno accompagnato l'addio di Borrelli non mancano di suscitare dubbi in Alessandro Gnocchi. Ai miei tempi i motivi di salute avrebbero dovuto nascondere le tensioni interne, quando mi era stato chiesto di farmi da parte con un po' di tempo per poi addurre motivi di salute. Però all'epoca mi era stato chiesto di dimettermi, o imposto di dimettermi. In questo caso invece il passaggio al gruppo misto è stona rispetto alle regole del Movimento 5 Stelle. L'ultima considerazione di Gnocchi è rivolta al movimento. Non è il primo, dopo il passo indietro di Beppe Grillo, non so se sarà uno dei tanti. Sicuramente il Movimento 5 Stelle sta cambiando i propri connotati in queste elezioni politiche. E intanto, e torneremo poi alla politica, la CGIL apre uno squarcio sul lavoro irregolare nel mondo dello sport dilettantistico e invita i lavoratori sfruttati a farsi avanti. Sono già 15 nella Marca le segnalazioni che poi hanno costretto all'apertura di una vertenza.
Volontari? Non proprio, lavoratori con le dovute tutele? Nemmeno. La CGIL apre uno squarcio sul mondo dello sport dilettantistico del territorio. 5.500 le società in Veneto, poco più di 8.000 i lavoratori retribuiti contro i 120.000 classificati come no profit. Una buona fetta di associazioni è attiva nella Marca, sono 1.073. I dati dicono che l'85% dei contratti di chi in questo mondo opera sono flessibili, che significa nel migliore dei casi precari, nel peggiore non in regola. I lavoratori rischiano quindi non solo di venire sfruttati, ma di ritrovarsi poi, senza saperlo, scoperti dal punto di vista previdenziale. Noi dobbiamo soprattutto informare questi lavoratori, perché nella stragrande maggioranza dei casi quelle che non sono associazioni serie, che sono, come dire, un po' dubbie, hanno tutto l'interesse a non informare questi lavoratori rispetto al fatto che non hanno una tutela previdenziale o contributiva, e quindi noi vorremmo intanto informarli. Società che usano lo sport come facciata di vere e proprie attività commerciali, sponsorizzazioni che tornano a beneficio degli sponsor stessi. Noi attualmente abbiamo attive nella provincia di Treviso 15 vertenze. Sono persone che ci hanno cercato una volta venute a conoscenza dell'esistenza di questo nostro nuovo sportello, perché o erano state mandate a casa senza preavviso o senza nessuna spiegazione, o perché semplicemente non erano state pagate, o perché svolgevano per somme ridicole, parliamo di 2-3 euro l'ora, e senza alcuna garanzia, compiti che non erano né autonomi né sportivi. D'altro canto la norma, pur introdotta con buona intenzione, favorisce le cattive condotte. Entro un margine di 7.500 euro di reddito, da quest'anno passato a 10.000, le società possono non versare i contributi al proprio collaboratore. Dà un campo libero, un terreno di esenzione dalle norme sul lavoro a queste società che basta che si iscrivano al CONI e pochi vanno a controllare se sono effettivamente società sportive, e quindi dà spazio molto all'abusivismo, a chi ne vuole approfittare, insomma. Verranno celebrati venerdì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Sarmede i funerali di Eleonora Gava, la 19enne morta in un incidente mentre si recava in auto all'Università a Udine. Domani alle 20 la comunità si stringerà alla famiglia nella recita del Rosario. Alla cerimonia parteciperà anche il sindaco con la fascia tricolore, il gonfalone del comune di Sarmede, a testimonianza della vicinanza dell'intero paese ai genitori e alla sorella di Eleonora. Si esibiva davanti alle bambine cercando di confondersi tra la folla che ieri pomeriggio assisteva alla sfilata dei carri a Conegliano. Un maniaco è stato denunciato dalla polizia locale, che l'ha anche sottratto al linciaggio di quanti erano presenti. Approfittava della confusione e della ressa del carnevale per avvicinarsi a bambine e ragazzine che assistevano alla sfilata dei carri ed esibire i genitali e toccarsi. L'episodio sconcertante accaduto ieri pomeriggio a Conegliano durante la sfilata. A notare quell'uomo in atteggiamenti a dir poco sospetti è stato un volontario della Protezione Civile impegnato nel servizio di controllo. L'uomo ha immediatamente avvisato il comandante della polizia locale. Mi avvisava che c'era un uomo più o meno di mezza età che mostrava l'organo genitale e nello stesso tempo cercava di avere il contatto con delle ragazzine che erano poste davanti a lui e che erano intente a guardare la sfilata. Il comandante e gli agenti, subito arrivati sul posto, hanno individuato il maniaco proprio mentre si toccava e si esibiva alle spalle di un gruppo di ragazzine in viale Carducci, mescolandosi tra la folla. I vigili, assieme al comandante, l'hanno accompagnato fuori dalla ressa, ma a quel punto l'uomo ha reagito spintonando gli agenti e facendoli cadere a terra. Contemporaneamente parecchie persone, accortesi di quanto stava accadendo, stavano per scagliarsi contro il maniaco per linciarlo. Sono stati gli agenti a sottrarlo alla folla mettendogli le manette e portandolo al comando. E durante il tragitto cercavamo di coprirlo perché la gente cercava di avvicinarsi, anzi con ogni probabilità è stato anche colpito, perché qualche colpo, magari qualche gomitata l'abbiamo presa anche noi. L'uomo, un insospettabile operaio di 62 anni, padre di famiglia, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico e resistenza pubblico ufficiale.
Nascondeva 6 kg di droga sotto il sedile dell'auto un 33enne albanese residente in provincia di Treviso, fermato lungo l'autostrada a un casello non lontano da Bologna dalla polizia stradale. In piena notte l'albanese trasportava sulla sua Hyundai 6 kg di cocaina del valore di decine di migliaia di euro. L'uomo è stato arrestato e condotto in carcere. È probabile che la droga fosse destinata proprio al mercato bolognese, che l'albanese svolgesse il ruolo di corriere. Oltre 3 etti di marijuana invece sequestrati dai carabinieri al centro di accoglienza per richiedenti asilo di Bonisiolo a Mogliano. Blitz dei carabinieri questa mattina nel centro di accoglienza per richiedenti asilo di via Altinia a Bonisiolo di Mogliano Veneto. Nell'ambito dei controlli periodici, i militari dell'Arma di Treviso, affiancati dai cani antidroga, hanno sequestrato un consistente quantitativo di stupefacente, ben 300 grammi di marijuana, di cui è stato trovato in possesso un migrante di origini nigeriane di 26 anni che è stato arrestato per spaccio e condotto in carcere. I carabinieri hanno sequestrato invece a un senegalese di 19 anni altri 40 grammi di fumo. L'opportunità di permanenza nel centro di accoglienza del ragazzo sarà ora valutata dalla prefettura. Non è la prima volta che le forze dell'ordine sequestrano droga all'interno dei centri di accoglienza, anche per questo i controlli proseguono con periodicità. E ora in centro a Treviso, dove ancora una volta 2 gruppi di minorenni si sono fronteggiati in piazza Santa Maria dei Battuti. Fatica a trovare pace, piazza Santa Maria dei Battuti, nell'intenzione dell'amministrazione comunale, rimessa a nuovo per farla diventare il salotto della città, ma sempre più spesso scenario di risse e liti accese tra ragazzini. Come accaduto nel tardo pomeriggio di ieri, quando al termine della sfilata dei carri del martedì grasso, una quarantina di minori tra i 14 e i 15 anni si sono affrontati, prima scambiandosi parole forti, poi passando ai fatti, e gli insulti hanno lasciato il posto a pugni, schiaffi, calci, per poi tirarsi contro biciclette. I residenti hanno chiamato le forze dell'ordine. All'arrivo degli agenti della polizia locale e dei carabinieri i ragazzini sono fuggiti, una decina quelli bloccati e identificati nonostante le prime resistenze. Nei confronti dei giovani non è stato preso alcun provvedimento, che probabilmente verrà invece adottato dai genitori convocati in comando dai vigili. Ha poco da gioire il mondo delle imprese in questa campagna elettorale con questi candidati, secondo la Confartigianato del Veneto. Vediamo il perché. Vediamo che la composizione sociale del Veneto non è assolutamente in termini percentuali rappresentata poi da chi invece è candidato. Questo è uno degli aspetti. Il mondo delle imprese sarà ancora una volta sottorappresentato nel nuovo Parlamento. A lanciare l'allarme Confartigianato, che ha realizzato uno studio comparativo tra la composizione sociale del Veneto e quella dei probabili eletti nella nostra regione. Soltanto il 15% dei nuovi parlamentari sarà un dipendente privato, a fronte di un 30% tra la popolazione, mentre il 41% degli eletti sarà un libero professionista, tra i veneti sono appena il 2%. Il mondo dell'impresa sicuramente è quello che crea ricchezza sul territorio, quello che crea occupazione, che crea benessere. Il fatto di non essere rappresentato all'interno del Parlamento, sia Camera sia Senato, ci dà sicuramente qualche preoccupazione. Per questo, spiegano gli artigiani, è nostro compito sollecitare un impegno da parte dei candidati a venire incontro alle richieste delle imprese. Eliminare quello che per l'impresa ormai non è più sostenibile, che è questo gravame derivante da burocrazia inutile, stratificata, superata dai tempi, una pubblica amministrazione che non ha assolutamente preso in mano quelle che sono le possibilità che derivano come semplificazione dall'utilizzo delle moderne tecnologie. Altro tema caldo è quello della stretta sul credito alle imprese. Secondo i dati della CGA di Mestre, in Veneto nell'ultimo anno è stata del 9,5%, superiore di oltre 3 punti alla media nazionale. Un'inversione di tendenza era inevitabile dopo gli errori del passato, concedono gli artigiani, ma in Italia è stata fatta in modo talebano e controproducente. Anche i drogati che vogliono rimettersi sulla giusta via, c'è il percorso di metadone, e invece su questo aspetto, proprio quello del modo di misurare la capacità restitutiva delle imprese, non c'è un percorso di normalizzazione ma un percorso di chiusura veramente drastico. Questo sicuramente il governo è uno degli aspetti che dovrà tenere il nuovo governo da tenere in esame, perché senza credito bancario sicuramente le imprese non ce la fanno. Con il coordinatore regionale Sergio Berlato torniamo appunto alla politica. La presentazione oggi dei candidati di Fratelli d'Italia puntano su famiglia e sicurezza.
15 punti del programma, 15 obiettivi e la convinzione che il partito alle politiche di marzo crescerà. A Treviso la presentazione dei candidati di Fratelli d'Italia nei collegi della Marca a Camera e Senato, con famiglia, sicurezza e lavoro temi preponderanti di un programma che dice no allo ius soli e chiede un sistema di vigilanza bancaria più efficiente. In campo il sindaco di Calalzo Luca De Carlo, l'imprenditore di Marino di Piave Gianni Luigi Capraro, le opitergine Cinzia Mazarin e Marina Marchetto Aliprandi, assente e giustificata Monica Mazzoccoli. Di cosa ha bisogno il territorio? Il territorio ha bisogno di tante cose, secondo me sono anni che ha lasciato lo sbando, abbiamo bisogno di un'amministrazione che funzioni, a cominciare da quella locale. Io faccio il sindaco, per cui mi rendo conto di quelli che sono i problemi che la gente affronta quotidianamente, a cominciare dalla sicurezza, ma soprattutto quelli legati ai temi del lavoro. Famiglia, lavoro, sicurezza. Ce n'è bisogno? Molto, in particolare sulla sicurezza. Credere fortemente nei valori della famiglia, credere fortemente in quello che nell'immigrazione, credere in tantissime cose e voglio essere a fianco e combattere questi valori. La politica è uno strumento che deve incidere sul territorio, come ben ricordava Paolo VI della stessa, che diceva che la politica è la forma più alta di carità. Anche i candidati di Fratelli d'Italia hanno sottoscritto l'impegno in materia di autonomia del Veneto chiesto dalla nostra emittente agli aspiranti parlamentari. L'abbiamo fatto convintamente perché riteniamo che la richiesta di maggiori forme di autonomia per il Veneto non sia incompatibile con la salvaguardia di quello che noi riteniamo un valore indiscutibile, che è quello dell'unità nazionale. Restiamo in tema però perché, e discutiamo nella campagna elettorale invece per amministrativa a Treviso, il coordinatore Berlato, interpellato oggi sulla possibilità che il gruppo conceda il proprio appoggio e il proprio simbolo alla coalizione che Giancarlo Gentilini potrebbe mettere in piedi per le prossime amministrative a Treviso, ha ribadito che prima saranno valutate le proposte degli altri alleati del centrodestra, quindi Lega e Forza Italia, e solo poi si deciderà, fermo restando che non si accetteranno candidature calate dall'alto dalle segreterie, ma si rispetteranno le richieste provenienti dal territorio. Un appoggio a Gentilini sarebbe comunque visto positivamente, anzi, ha concluso Berlato, sarebbe auspicabile che Gentilini stesso si rendesse nuovamente disponibile a candidarsi. Tra le liste in campo per il prossimo 4 marzo c'è anche per una sinistra rivoluzionaria, ieri uno dei suoi candidati, Stefano D'Intino Sante, era ospite di 20 e 10, sentiamo cosa dice a proposito della legge Fornero. Tutti da destra e sinistra stavolta tutti sono per l'abolizione della legge Fornero, in realtà è un momento di pura propaganda elettorale, pura propaganda fatta da chi quella legge intanto per la maggior parte l'ha votata e anche chi non l'ha votata che ne propone l'abolizione, non dice agli italiani che o si risolve alla radice un piccolo problemino che è quello della restituzione del debito pubblico, o non ci saranno le risorse altro che né per l'abolizione della Fornero ma per nessuna delle propagande che questi diciamo così mercanti stanno mettendo in campo. Allora qui dobbiamo entrare in una proposta che è davvero rivoluzionaria e non a caso la mia lista si chiama Sinistra Rivoluzionaria, eccola qua. Allora o noi siamo per l'abolizione e la restituzione al capitale finanziario di quei 70-80 miliardi di debito pubblico o altrimenti nessuna politica, nessuna di investimento in questo paese sarà possibile nei prossimi decenni, nessuna. Voi siete per la cancellazione della riforma Fornero? Quindi certo, ma okay. Quella è connaturata al fatto di trovare le risorse per la sostenibilità. Ci fermiamo per qualche istante, a tra poco vedremo in anteprima le prime statue di Rodin in arrivo. Torniamo in diretta con il telegiornale di Treviso. Allora sono arrivate stamani al Museo Santa Caterina le prime opere della mostra dedicata a Rodin che aprirà i battenti il prossimo 24 febbraio. La prima opera che abbiamo scoperto è una delle più importanti della mostra, il monumento a Victor Hugo. I cancelli del Museo di Santa Caterina si sono spalancati per accogliere le prime opere di Rodin arrivate a Treviso da Parigi. Insieme alla maestosa scultura dedicata a Victor Hugo, nelle casse giunte in città altri capolavori dello scultore francese come il Pensatore, il Bacio, l'Adamo ed Eva. La mostra prende forma. La parete con il monumento ai borghesi di Calais.
l'originale in gesso, quello grande, e su quella base che vedete lì ci sarà il primo bozzetto dei Borghesi di Calais. 75 le opere che verranno esposte negli spazi del Museo di Santa Caterina. Stamane a Treviso è arrivata una prima metà, domani attesi i restanti capolavori. Un'emozione forte anche per chi come Marco Goldini è abituato a trovarsi faccia a faccia con simili capolavori. Qui ci sarà il busto di Rodin fatto da Camille Claudel negli anni '80. Ad accogliere le prime sculture anche il sindaco Manildo. Sì, è un'emozione bellissima, dicevo oggi con Marco che il momento dell'arrivo delle opere, dell'allestimento è come il sabato del villaggio, è un momento bellissimo di attesa, un momento di creazione e di riempimento di spazi che devo dire gli spazi di Santa Caterina sono magnifici. In attesa dell'apertura al pubblico, le prevendite dei biglietti avanzano a passo spedito. Abbiamo prevenduto finora 16.000 biglietti, che per una mostra di scultura è una tecnica assolutamente non così amata dal grande pubblico, mi fa assolutamente stare molto contento. E allora dal bacio di Rodin alle fusioni lunghe una vita, 60 anni quelle tra Carla e Vincenzo. La loro storia l'abbiamo scoperta e raccontata oggi in questa giornata di San Valentino. Lo si ripete ogni anno, l'amore, quello vero almeno, non è certo quello che si dimostra in un giorno, per lo più imposto dal calendario, eppure volenti o nolenti, allo scoccare del 14 febbraio, San Valentino, tutti o quasi tutti gli innamorati non rinunciano almeno ad un pensierino per la persona cara, e così puntualmente anche oggi è tutto un tripudio di fiori, cioccolatini, dolci, possibilmente rossi o a forma di cuore, e non c'è crisi che tenga, se sono in pochi a permettersi gioielli o romantici weekend, composizioni floreali e pasticcini anche quest'anno sono andati a ruba, ma al di là della giornata i dati sulla tenuta delle coppie sono impietosi. Nella Marca i divorzi negli ultimi 10 anni hanno avuto un'impennata del 62%. Qual è allora il segreto delle unioni che durano tutta la vita? Lo sanno Carla e Vincenzo, assieme tra fidanzamento e matrimonio da quasi 60 anni. Gli avvenimenti belli della vita matrimoniale, soprattutto quando si hanno dei figli, ti portano a superare le cose che succedono purtroppo, ma che superi abbondantemente quando ti vuoi bene. Mi penso che Maruve si fa tutti, o per alto o per basso, però a fin fine a sera ti trovi in letto insieme. Volersi bene per superare assieme le difficoltà della vita, un pizzico di pazienza e tolleranza per mettere quando serve da parte l'orgoglio. È questa la ricetta di Carla e Vincenzo, che fanno un augurio nel giorno di San Valentino a tutti gli innamorati. Con tanto cuore, veramente bisogna che sappia volersi bene sempre, anche se a alto e basso, però. E superare le cose difficili. E non ingrindarsi mai. Con l'amore. It's easy. All you need is love. Siamo alla programmazione di Antena 3 per questa sera, c'è la Zanzega, si parlerà di polenta, di come sia stata protagonista nella storia e nelle sorti delle Tre Venezie, in studio con Daniele Marcassa, come sempre storici, gastronomi e giornalisti. Tra poco invece c'è 20:10 sui temi di attualità, non dimenticatevelo, Rimborsopoli, il titolo della puntata di questa sera, con Marco Nardin del Movimento 5 Stelle e Rocco Andrea Barone di Più Europa con Emma Bonino. È tutto per questa edizione del telegiornale di Treviso, adesso vi lasciamo alle previsioni meteo per le prossime ore. Buona serata. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Splende il sole sulle nostre regioni, sarà una bella giornata sul Triveneto. Vediamo insieme il dettaglio del 15 febbraio. Sul Veneto possibili locali foschie mattutine sulle pianure meridionali, ma sul resto della regione sarà ampio soleggiamento ovunque con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Diamo uno sguardo all'andamento delle temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, valori minimi sotto zero tra -5 e -2 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia.
Anche qui sarà una bella giornata di sole e su tutti i settori della nostra regione il cielo si presenterà sereno o al massimo velato. Non sono previste piogge. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 8 gradi, minime tra -4 e -2 gradi. Concludiamo infine con uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Poche novità rispetto ai giorni scorsi, sarà una giornata all'insegna del bel tempo, ampio soleggiamento con il cielo che si presenterà poco o parzialmente nuvoloso con possibili addensamenti e deboli nevicate solamente sui confini alpini. Temperature massime tra 7 e 9 gradi, minime tra -5 e -2 gradi. Il mare sarà poco mosso, localmente quasi calmo nel Golfo di Trieste, i venti deboli settentrionali. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci! Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.